Doveva tenersi oggi il tanto atteso incontro tra il direttore generale dell'USL 2 Benazzi e il sindaco medico Riccardo Szumski, un faccia a faccia per chiarire le rispettive posizioni dopo la richiesta dell'azienda sanitaria al primo cittadino di Santa Lucia di Piave di sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid e dopo la manifestazione di Conegliano di 2 settimane fa che aveva visto proprio Szumski tra i protagonisti. Non c'è stato e mi dispiace perché avrei avuto anche piacere veramente di un confronto franco tra colleghi, io e il dottor Szumski. E no, lui ci ha detto, ma immagino lui è anche un sindaco che per problemi istituzionali non ha potuto venire. A questo punto depongo, come si suol dire, la voglia di vederlo. Io devo rispettare le norme, per cui i nostri devono mandare via hanno già mandato via la lettera. Lettera che dovrà ora inviare il Dipartimento di Prevenzione. Spedirà la lettera dando 5 giorni di tempo per dire, uno, se il dottor Szumski ha delle patologie tali che non può vaccinarsi, e questo con una dichiarazione del medico, due, che è già vaccinato e poi andremo a verificarlo, o tre, che non vuole vaccinarsi e per cui poi si seguiranno le strade tracciate dal decreto legge 40. Ma Benazzi non chiude del tutto la porta. Io sono a disposizione, posso anche chiedere al dottor Szumski un altro giorno, ecco, per fare anche una chiacchierata, perché si sono dette tante cose. A me piacerebbe anche avere un confronto così, ma non pubblico, un confronto personale con lui per parlare di queste cose qua.